E la Sicilia che non ti aspetti, quella del mare limpido, ma anche dei monti innevati, delle campagne, del vulcano che erutta. Le immagini ritraggono Piano Battaglia, la località sciistica e sede di sport invernali che proprio domenica scorsa ha ripreso le attività. La riapertura è avvenuta a seguito degli interventi di manutenzione straordinaria che ne hanno delimitato le piste, garantendo ai fruitori la sicurezza necessaria. Efficienti dunque gli impianti di risalita, la seggiovia, la sciovia, con protezione civile e uomini della forestale prontamente intervenuti a soccorrere qualche piccolo incidente occorso ai visitatori. La ripresa delle attività di Piano Battaglia ha riscontrato una presenza massiccia di siciliani e turisti, complici le basse temperature che hanno consolidato un consistente manto nevoso ed un sole, quello limpido e splendido che la nostra isola sa offrire nel gelido inverno. Strutture efficienti, fiore all'occhiello di una ulteriore possibilità che ha il nostro territorio di fare turismo, incrementarlo e sostenere così le imprese del settore. Una Sicilia che può vivere di mare, di monti, insomma, che ha un privilegio di pochi.